Siamo giunti alla settima conclusiva corsa dal Savio. Cavalli di 3 anni sul miglio in 10 al via, Galaxy Horse, Galatea di Circe, scusate, Gubbio, Gaudi Trio, Gazimil, Gennaro Jet in prima fila, Gina Cap, Gabriel Q, Griff, Gambler Trio e Glory Pan in seconda. I favori sono tutti per Gubbio, numero 3, Roberto Vecchione. Partenza, vediamo, veloce, Gaudi Trio, anche Gazimele e anche Gennaro Jet che cerca di sfilare dall'esterno. Sulla curva in vantaggio è sempre Gaudi Trio, mentre insiste Gennaro, che però finisce con lo sbagliare. Gran partenza anche di Gazimil, numero 6, che Gennaro sfila Jet, così, e la squalifica per Gennaro Jet, che aveva cercato di sfondare con gran partenza dall'esterno, ma ha sbagliato dopo la prima curva. Intanto arriva Gubbio, a sua volta si porta su Gazimil, lo impegna a fondo. Gubbio con decisione su Gazimil. C'è stata una spesa notevole nel primo quarto di gara, 31, soprattutto nei primi 200 metri di gara. E vediamo Gubbio che gradualmente si avvantaggia e passa in vantaggio davanti alle tribune. Gubbio sfila su Gazimil, in terza posizione rimane Gaudi Trio, poi Glory Pan, mentre più indietro sono Galaxy Horse e Galatea di Casei. 800 metri, 59,5 per Gubbio, che ora cerca di prendere vantaggio da Gazimil, ancora Gaudi Trio, quindi Glory Pan che sposta all'esterno dopo 1 chilometro in 1,14,9. Gubbio prende vantaggio, si stacca gradualmente dal resto del gruppo. Gazimil mantiene la seconda posizione ma insidiato da Gaudi Trio, che tende a spostare in anticipo su Glory Pan. 400 alla conclusione, un parziale in 14,6 da parte di Gubbio, che sta facendo velocità, e a metà dell'ultima curva ha una ventina di metri di margine su Gazimil, Gaudi Trio e Glory Pan, che rimangono nelle identiche posizioni. Gubbio in netta evidenza all'ingresso addirittura. Gabriel Q. Griff, nel finale viene a concludere isolato in avanti. La vittoria per Gubbio, che fa anche un tempo notevole. Secondo posto per Gazimil, al terzo finisce Gaudi Trio, 1,14,8 con 1 minuto a chiudere, 30 per gli ultimi 400. Vince per distacco Gubbio, Roberto Vecchione in sediolo, che chiude la serata al Savio. Il training è quello di Holger Ehlert per conto del signor Raffaele Cirelli. È tutto per questo convegno di corse. Vi ricordo il prossimo appuntamento per giovedì e poi sabato ovviamente con il Gran Premio Città di Cesena.